Buongiorno, siamo qui con Don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas di Udine. Qual è la situazione della povertà per quanto riguarda il territorio della nostra regione, soprattutto della provincia di Udine? La povertà si sta diffondendo, sia quella relativa, no? Perché ci sono sempre più persone, famiglie che non ce la fanno a gestire la propria vita familiare con gli stipendi di un mese, sia quella assoluta, no? Dove ci sono famiglie e persone che addirittura mancano dell'essenziale. In questo ha inciso ovviamente il lungo periodo di Covid, di lockdown, e adesso anche la crisi economica con il caro bollette. Indubbiamente, perché poi le utenze sono quelle che di fatto assorbono la maggior parte delle risorse delle famiglie e sono quelle che se non le paghi, se rimani indietro, vengono tagliati tutti i servizi. Quindi è lì proprio che si vede se le famiglie ce la fanno o entrano in una discesa, no? Rapidissima verso la povertà. Quindi iniziative come quella che è stata presentata oggi che vede un'intesa tra Prefettura, Caritas e Fondazione Friuli è essenziale per dare una mano a queste persone. Indubbiamente è sempre una risposta provvisoria, perché nel momento in cui la crisi continua e addirittura abbraccia più anni, noi ci vedremo costretti a non essere più in grado di poter aiutare le persone a non cadere proprio nella povertà, come sta succedendo dove ci sono guerre e dove c'è la difficoltà proprio di riscaldarsi, di avviare l'economia di ogni tipo, no? Ecco, quindi noi speriamo sempre che ci siano dei rimedi che incidano sulle cause, quindi meno speculazioni e tutte quelle cose che ormai tutti sanno, no? Che le risorse ci sono, anche se sono diminuite, però i prezzi salgono, quindi questo è proprio una mazzata rispetto alla vita quotidiana delle nostre famiglie.